Martedì 10 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Leggiamo quindi le notizie messe in prima pagina. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che riguarda uno studente bellunese. Questo è il titolo: meningite in viaggio, studente ricoverato. Coinvolte 2 classi degli istituti Calvi e Lolino di Belluno, ragazzo ancora in ospedale ai Caraibi. Scambio culturale in Martinica finito male, in 30 sotto osservazione. L'approfondimento di Cristina Contento lo troveremo a pagina 17. Belluno, tribunale senza personale, avvocati pronti a scioperare, pochi amministrativi in tribunale, pratiche impilate, avvocati esasperati tanto da avere indetto lo stato di agitazione. Potrebbero manifestare così i magistrati. L'approfondimento di Sossa, pagina 19. E sempre dal capoluogo, detenuto scatta e prende a calci un agente, paura in carcere. Ancora un'aggressione in carcere a Baldenic, un agente è stato preso a calci da un detenuto, i colleghi lo hanno salvato evitando il peggio. La foto di copertina ci porta in Nevegal, trattati in stallo con la società bresciana che deve comprarla, solo 20 giorni per decidere. Seggiovia del Nevegal, giallo sulla riapertura, la seggiovia del Nevegal quando ancora funzionava in questo scatto, la stagione estiva della struttura è a rischio. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 20. Nelle cronache, tragedia, investe ciclista di 17 anni in Valsugana e lo uccide. Un bellunese di 57 anni ha investito e ucciso un ciclista di 17 anni trentino in Valsugana. L'autista sotto shock ha chiamato subito i soccorsi. L'approfondimento a pagina 22. Longarone, per Marcolin l'utile tocca i 7,3 milioni nel trimestre. Cresce il margine di Marcolin, utile netto di 7,3 milioni di euro nel primo trimestre 2024, in crescita di oltre il 7% rispetto al primo trimestre 2023. Belluno, morto a 73 anni Zanchetta, uomo di banca e del Rotary, uomo di banca alpino in prima linea nel mondo associazionistico bellunese, è morto Gianmarco Zanchetta. L'approfondimento a pagina 21. E ancora dal capoluogo, abbattuti gli alberi al Belvedere, le sofore saranno sostituite con carpini. L'approfondimento a pagina 21. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda le foreste della provincia di Belluno, foreste di abeti distrutta dal bostrico. La riserva di Somadide in comune di Auronzo sta perdendo quasi tutte le piante rosse, sopravvivono solo le più piccole. Quel legno era usato dalla Serenissima per costruire le sue navi, ora potrebbe sparire nel giro di alcuni anni. L'approfondimento di Vecellio a pagina 3. La foto di copertina ci porta a Feltre, il discobolo d'oro è andato ad Aldo Pellencin, dedica il premio alla moglie, l'ho un po' trascurata. Gli è stato consegnato il più alto riconoscimento concesso dal CSI Feltrino e lui, Aldo Pellencin, ha deciso di dedicarlo a sua moglie per averla un po' trascurata in tutte le ore trascorse nell'associazionismo accanto ai giovani del quartiere. L'approfondimento di Mammani a pagina 8. Altra aggressione a Baldenic, colpito un agente, notizia di cui abbiamo avuto richiamo anche dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, come la notizia della morte di Zanchetta, manager delle banche venuto dall'Alpago, avrebbe compiuto 74 anni il prossimo settembre, Gianmarco Zanchetta, ed invece il male è esploso un mese fa, lo ha portato via ieri mentre era ricoverato a casa Tua 2 dell'ospedale San Martino di Belluno. Era originario di Santa Croce, frazione di Alpago, ora abitava con la moglie Rosanna a Casan di Ponte nelle Alpi, ma l'orizzonte del suo impegno ha abbracciato non solo la provincia di Belluno ed il Veneto, ma anche la provincia di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia. Gianmarco Zanchetta è stato davvero l'esempio di una persona intraprendente e capace che si è impegnata in ambiti diversi. L'approfondimento di Santin lo troveremo a pagina 2. Elezioni europee, Confindustria bacchetta i partiti, la montagna è stata dimenticata, questa è la dichiarazione della presidente Lorraine Berton. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, tribunale, personale carente, avvocati in agitazione, San Gregorio, esplosione, ancora grave l'anziano, salvo per miracolo. L'approfondimento di Vecellio a pagina 9. Per quanto riguarda lo sport, ottimo sesto posto agli europei per Giada Spezia, sempre in corsa per le Olimpiadi. L'approfondimento di Valerio a pagina 13. Il docufilm Marmolada, una serie di proiezioni in provincia. L'approfondimento a pagina 15. Ancora sanità, Feltre, pediatria, centro intermedio per i piccoli malati oncologici. L'approfondimento di Scarton lo troveremo a pagina 8. Ed entriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, spazio
Al lutto che ha colpito l'intera comunità della provincia di Belluno, finanza in lutto, è morto Zanchetta, manager delle banche noto e apprezzato in tutto il Triveneto. Aveva iniziato la carriera scalando tutte le gerarchie dal basso. Originario dell'Alpago, dove la famiglia gestisce il ristorante La Baita, è stato presidente del Rotary. Il funerale lunedì. Gianmarco Zanchetta è stato davvero l'esempio di una persona intraprendente e capace che si è impegnata in ambiti diversi. Aveva iniziato da ragazzino come cameriere, ricorda la sorella Anna, seguendo i miei genitori che lavoravano da Benito, dove lui faceva gli extra, e poi a Ponte nelle Alpi all'Albergo Trieste ed anche al campeggio Santa Croce. In un secondo momento la famiglia aveva aperto un ristorante alla Baita, sempre al lago di Santa Croce, tuttora funzionante, e Gianmarco aveva lavorato anche qui. Poi a 22 anni e con in tasca il diploma di ragioneria conseguito al Calvi, aveva iniziato a lavorare in banca, continuando la sua formazione con sistematici stage alla Bocconi, l'Università Cattolica di Milano e il gruppo Galgano. Il ricordo, ieri sodalizio si è espresso così: Rotary Club, di cui appunto Zanchetta è stato presidente, piange la morte dopo breve malattia del suo past president e presidente dell'annata 2022-2023, che vediamo in questo scatto con un'altra past president, Patrizia Pedone, dopo breve malattia. Dice l'attuale presidente Davide Piol: siamo tutti noi scioccati dalla improvvisa e inaspettata scomparsa del nostro caro amico Gianmarco. Ho avuto modo di conoscerlo ancor più in vista del passaggio di consegne tra la sua presidenza e la mia, e ho potuto apprezzare le sue doti di simpatia, di energia vitale e di positività verso il futuro e verso l'agire. È incolmabile la mancanza per il nostro club e siamo vicini alla famiglia in questo difficilissimo e durissimo momento. Siamo a pagina 3, la battaglia di Somadida, lo scrigno della Serenissima divorato dall'incubo bostrico, come si può vedere da questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Gli abeti rossi sopravvissuti sono pochissimi, la costa dei Pennoni è pressoché scomparsa, la colonizzazione si monitora anche dallo spazio, installate numerose trappole per cattura e studio. Esboschi e trappole contro l'infezione, cronistoria di una battaglia già persa. Si è tentato di evitare l'infezione esportando i tronchi abbattuti dalla foresta, ma non è bastato. Anche a Somadida la causa principale è stata il maltempo dal 2018 ad oggi, tra neve, caldo e la tempesta Vaia. Montagna snobbata dai partiti, la presidente di Confindustria Berton bacchetta i politici che nelle liste per le europee hanno trascurato esponenti locali, ribadite la necessità di tutelare le terre alte e le imprese che ne sono il traino, e c'è l'esigenza di uno sblocco a nord. E De Bona attacca De Pellegrin, non è il direttore d'orchestra, città in mano a una ratatouille, notizia in questo caso che riguarda l'amministrazione comunale di Belluno. E sempre in merito alle europee, lupo e autonomia, Bruxelles nel mirino di Dorfman. Gli approfondimenti vi aspettano a pagina 5. Noi passiamo invece a pagina 7, lancia un succo di frutta alla gente, nuova aggressione a Baldenic, detenuto pretende di anticipare l'ora d'aria e a rifiuto colpisce la guardia. Il sindacato chiede un incontro con il prefetto per trovare una soluzione alla crescente violenza. La protesta taglia il personale, lavoro rallentato, gli avvocati in stato di agitazione contro, in questo caso, il Tribunale di Belluno. Passiamo a Feltre, progetto San Vido, i tumori si curano anche a casa, la pediatria del Santa Maria del Prato, centro intermedio per evitare alle famiglie troppi viaggi all'ospedale di Padova. E sempre a Feltre, Alberioli nella Bolivia inesplorata, il feltrino guida la spedizione della Guardia di Finanza sulle vette andine. E sempre da Feltre, di Scobolo d'Oro, la dedica di Pellecin a mia moglie che forse ho trascurato, notizia di cui il Gazzettino di Belluno ha dedicato la foto di copertina in prima pagina. Siamo a Pedavena politica, Castellazza svela i nomi dei 4 assessori, presentata ieri la lista che sostiene la ricandidatura del sindaco uscente, già pronto a indicare la giunta, amministratori esperti al fianco di nuove leve, in totale presenti 7 uomini e 5 donne con un'età media di 42,7 anni. Impegno e coerenza, questa è la dichiarazione del candidato sindaco Nicola Castellazza. La nostra proposta è nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. 2 notizie da Santa Giustina che riguardano sempre la politica e le prossime amministrative. Un tris d'assi con Ennio Vigne, è forte legame con il territorio, Michela Colotto, Sabrina Ebone e Igor Paoletti, le carte migliori in un lotto di nomi conosciuti. E sempre da Santa Giustina, Ivan Minella vuole governare ancora, lo slogan "con te su ciò che conta". Sergio Dalla Sega e Renzo Minuti i principali collaboratori, ma si affaccia pure Renzo Minella.
Ponte nelle Alpi, in campo alla squadra di Rinnovare, presentata la lista che sostiene la candidata sindaca Elena Levorato, che punta sulla condivisione delle scelte. Tra gli obiettivi l'istituzione di uno sportello unico per sodalizi e comitati che hanno urgenza di confrontarsi con il comune. Limana de Zanet voglio inaugurare i cantieri avviati, altra notizia che riguarda le amministrative in programma il 9 di giugno e sempre a Ponte nelle Alpi, Domenic, sicurezza idrogeologica una priorità. Questa è la dichiarazione dell'altro candidato del comune di Ponte nelle Alpi, parliamo di Roger Domenic. Siamo a pagina 11, Cortina, rilancio del centro, pronti 14 milioni tra le opere di riqualificazione urbana in vista dei giochi cruciali, quelle al piazzale dell'ex mercato e al vecchio panificio. Il governo conferma lo stanziamento per i 2 interventi, sono in reale lascito dell'evento olimpico sul territorio. E sempre da Cortina a lavorare dall'ufficio postale, ora si può, aperto lo spazio per imprese e privati. Queste le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia riferita alla provincia di Belluno la troviamo a pagina 17 e riguarda appunto la situazione di un ragazzo bellunese avvenuta in uno scambio culturale ai Caraibi. Scambio culturale con meningite, un ricoverato, 30 in osservazione. Emergenza alla fine della trasferta in Martinica degli istituti Calvi e Lollino, uno studente è ancora in ospedale ai Caraibi. Ci siamo presi uno spavento, ma tutto ora va per il meglio. I 2 dirigenti degli istituti raccontano l'esperienza vissuta. Don Bratti, per fortuna i nostri ragazzi non hanno rischiato. Ne ho ancora una decina a casa, ma tra qualche giorno torneranno a scuola. L'emergenza sta rientrando. Pagina 18, Baldenica, aggressione in carcere, taser a chi sorveglia, agente preso a calci da un detenuto, salvato dai colleghi, il sindacato Sappe chiede un colloquio urgente al prefetto. Deleghe ai consiglieri, Futura prepara gli UDG, attesa per il confronto, notizia che riguarda la politica dell'ente provincia. E continuiamo con pagina 19, notizia della quale ha dato spazio anche il Gazzettino di Belluno, tribunale senza amministrativi, gli avvocati pronti a manifestare. Le toghe proclamano lo stato di agitazione, Tormen battaglia comune con personale e magistrati. L'alluvione nella terra dei migranti bellunesi, un conto corrente per il Rio Grande do Sul. Accolto l'invito di ABM, la regione apre un conto corrente per aiutare lo Stato brasiliano del Rio Grande do Sul, dove vive circa 1 milione di discendenti di emigranti veneti, quasi 200.000 quelli bellunesi. Troverete tutte le indicazioni dove versare la vostra donazione e che troverete comunque anche sul sito della Regione Veneto e direttamente sul sito dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dal capoluogo, o meglio dal Colle del Nevegal, trattativa in stallo con i bresciani, l'estate sul Nevegal è appesa a un filo. Siamo a pagina 20 del Corriere delle Alpi. Il passaggio va definito entro fine maggio per programmare l'apertura della seggiovia e i lavori per la stagione invernale. E sempre a proposito del capoluogo, ricominciati i lavori per sistemare il piazzale, via anche al laghetto. Cantieri in corso sono le opere del PNRR, notizia che interessa sempre la frazione del comune di Belluno, ovvero il Nevegal. Siamo a pagina 21, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al lutto che ha colpito la comunità bellunese e il Rotary Club. Uomo di banca e presidente del Rotary, Belluno piange Gianmarco Zanchetta, è morto a 73 anni dopo breve malattia. Piol, presidente del Rotary Club Belluno, energia e positività. Paganin, past president, approccio etico nella sua professione. Continuiamo con altre 2 notizie che interessano il capoluogo. Abbattuti gli alberi pericolosi, saranno sostituiti con carpini. E ancora al progetto arrivano 52 cartelloni stradali per indicare le colonie feline. Continuiamo con pagina 22, tragico incidente in Valsugana, purtroppo una tragedia, un furgone di un bellunese investe e uccide un 17enne, Matteo Dorenzi stava andando ad allenarsi con una squadra di ciclismo locale, l'autista sotto shock ha chiamato subito i soccorsi e ha ammesso il suo errore. Il corpo del 17enne trentino Matteo Lorenzi sull'asfalto, la disperazione di un 57enne residente in provincia di Belluno che era alla guida del furgone e che lo ha urtato in maniera fatale. Il bellunese ha chiamato subito i soccorsi, ma si è subito reso conto che c'era poco da fare. Pomeriggio tragico ieri, erano da poco passate le 15:30 in Valsugana. Il giovane ciclista stava scendendo da casa sua a Fornace verso Civezzano con la sua bici da corsa. I compagni
della squadra juniores della Monte Corona lo aspettavano per l'allenamento pomeridiano al centro commerciale Europa, ma a quell'allenamento il povero Matteo non ci è mai arrivato. In località Sille, nel rettilineo che scende verso la rotatoria e lo svincolo della Valsugana, il giovane ciclista si è schiantato contro il furgone che aveva invaso la carreggiata uscendo da una laterale. Un impatto molto violento, con il 17enne finito contro il montante della portiera del lato guida, finendo a terra dopo aver mandato in frantumi il finestrino. Indossava il casco, ma nell'impatto frontale la misura di protezione è purtroppo servita a poco. Il giovane è morto praticamente sul colpo, l'uomo è indagato per omicidio stradale. Siamo a pagina 23, allarme sicurezza, affari puntati sull'area della stazione, notizia che interessa Feltre. L'ultimo arresto dei carabinieri risale a martedì scorso. Un 31enne cittadino egiziano è stato scarcerato ieri mattina con il divieto di dimora in provincia. E sempre in merito al Feltrino, pagina 24, un aggiornamento su quanto accaduto a San Gregorio nelle Alpi nella giornata di mercoledì. L'ustionato è sempre grave, ancora fumo dalle macerie. Subito dopo l'esplosione Giovanni Andric lamentava forti dolori alle gambe. L'area intorno alla casa colonica è stata delimitata e messa sotto sequestro. Santa Giustina, 3 ex assessori con Vigne, Minella punta sui volti nuovi, Castellazza, siamo a Pedavena, notizie trovate anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Da Borgo Valbelluna, pagina 26, nuova viabilità Villa di Villa, accesa, il sindaco, i parcheggi restano. Il sindaco ribatta il capogruppo di minoranza dall'Asen, sul piano per la frazione saranno introdotti 2 passaggi pedonali e sarà adeguato il marciapiede. Il consigliere aveva tutte le carte ma non ha presentato osservazioni. Limana, la giunta uscente e volti nuovi nella squadra di De Zanet, notizia anche in questo caso trovata nell'edizione del Gazzettino di Belluno. E sempre a proposito di elezioni, siamo a Ponte nelle Alpi, mix di esperienza e freschezza è rinnovare Ponte nelle Alpi. Notizia invece adesso per quanto riguarda la Marcolina, aumenta il margine, siamo a Longarone, utile di 7,3 milioni nel trimestre, al pago nuova sede Asperte dell'Ateneo di Padova, fioccano le attività. Pagina 28, Agordo, Selva Moretti scende in campo, basta all'immobilismo, il capogruppo di minoranza scioglie le riserve e annuncia la ricandidatura, essenziale l'ascolto dei bisogni delle persone e delle idee di tutti. Val di Zoldo, via libera al consuntivo, quasi 3 milioni di avanzo comunale, ancora da Agordo piomba all'ospedale di notte, condannata figlia di paziente. La donna voleva a tutti i costi prelevare sua mamma, 3 mesi di pena per interruzione di pubblico servizio. Cortina, cambia volto l'ufficio delle poste, sede gestita da una squadra rosa, chiusi in anticipo i lavori del piano Polis, la giovane direttrice Claudia Daffies affiancata da 3 donne. A Auronzo la Lazio arriverà l'11 luglio con l'incognita dell'albergo, la squadra biancoceleste rimarrà in paese fino al 22 e giocherà 3 amichevoli, venerdì prossimo l'apertura delle buste per la nuova gestione dell'hotel. Non si conoscono ancora le avversarie, attesa come sempre l'Aquila Olimpia. Altre notizie brevi dal Cadore, Auronzo, l'ultra franchino non viene in tribunale, assenti anche i legali. Calalzo, sintetico allo stadio, assegnato l'appalto e ancora Pieve di Cadore, 5 per 1000 sociale, appello del sindaco. Dalla rubrica Cultura e Società, il Salone di Torino, la Festa dei Libri, l'edizione numero 36 punta a nuovi record di presenze e di eventi, editoria ma anche musica e incontri, niente presentazioni per i candidati. E dalla rubrica Giorno e Notte, la Kermesse Internazionale, la bellunese trevisana al Salone di Torino con i suoi primi 3 libri. Ieri la presentazione, oggi sarà nello stand di SBS Edizioni, riflettori puntati anche su Marco Martini e Sara Cibiena. Feltre con il blues di Visentino, un viaggio all'unisono nella musica americana. Sport, pagina 34, sci alpino, Coppa del Mondo confermata a Cortina, mentre per Falcade se ne riparla nel 2026. Mountain bike gli europei, Speccia sfiora la medaglia e chiude al 6° posto, torna in gara domenica. Calcio di Serie D, domenica Feltre la semifinale playoff, Dolomiti, ecco il campo d'Arsego, De Carli, anno meraviglioso. Il centrocampista non abbassa la concentrazione, vogliamo la finale in casa, bisogna ripartire da questo gruppo in vista del prossimo campionato. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo o parzialmente nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.